voglio cantare a Cannarozzochino la vita di Turitto Giuliano, lo brigante moderno e malanzino, Castrano e Zarificio Monnosano, e a per 7 anni ardito e a risaluto, de Monte Lepre Folo saluto. La madre sola mia fatta è cresciuto per diventare un uomo onesto e quieto, osservassi la legge e lo statuto come le genti di lo stesso geto, demorato di Dio travagliatori, specchio di gentilezza e dell'onore. E più cresceva lo giovenatore, di più alla madre so faccia priare, perché era forte e bello come un giure, esperto e valente in dallo travagliare, ben voluto di tutti e rispettato, per lo sapere dopo già passato. Era a Palermo come un piagato, sto giovanotto intelligente e ardito, e con lo suo guadagno allimitato la famiglia aiutava chi ha pulito, facendo sacrifici senza fini, tutte le sere e tutti i mattini. Cappeti la faccia tra petri e spini, giorno per giorno si manate sani, tutta la strada tra moli camini, Palermo, Montelepre di Cardani, più di 30 chilometri allo giorno si ebbe l'aiuto che per il ritorno. Vinne la guerra poi con lo frastorno, che in ogni casa portavo fame inferno, e poratore se trovavo d'attorno. Fame, rovina e debole governo, dalla zista mercante dei cannoni, profettatore e latte d'ogni aglione. Ma Giuliano non era un minchione e desiare non voleva lo pani, mentre vedeva che tante persone ne avevano tanto di darlo alle cani, e allora fece lo proponimento di procurare un poco di frumento. Erano tempi di pena e di stento, ed un chilo di grano valia quanto, spendeva un poco di carte dicendo e ne accattava un sacchetto tanto, con la speranza che appena una settimana la fame della casa si allontana. Ma la sua sorte misera e veggiana, dare non ce la fosse sta fortuna, la sospesa fu una spesa vana, che non ci desse ricompensa alcuna, perché incontrava due carabinieri che lo frumento cielo vararreri. Turiddi pregavo e supplicavo, ma tutto tempo inutile. Ciò che però segretario di sopra la spalla e poi ci dissero vattini, altrimenti ti arrestiamo. Vane fuori le lagne e le prieri, per lo frumento lasciare ci stare, le 2000 di foro assai severi. E quasi lo volevano arrestare, perché frumenta lo tempo di tanno era considerato contrabbando. Ma intanto Turia considerano come giustizia non ce n'è a sto mondo, che mentre di stavano arrestando, l'introllozista c'eravano un donno, trafficando grano vagonati, farina da oltre mezzi razionati, e se tali non erano arrestati, per i commerci so poco puliti, ma buscavano sordi accarettati, senza padre male o verliti,
a danno dello popolo innocenti, vittima della guerra e di sti genti. Tornava alla casa nervoso e scondenti, con lo cuore unghiato un distanti, alla madre contavo e alle parenti. L'incontro fatto a tutto lo restante, ma frattanto lo pane restava a fare, lo forno freddo alla panza magari. Ora si aspettava a taglio forno, a madre da ridere che piangeva e diceva povero figlio, come angustiato senza pani. Ma tu ricominciava a filosofare sopra la vita e sopra lo dovere e quindi Dio, che non per campare, frumento in casa e panuzzo c'aviri, guerra e una guerra, ammasso o senza ammasso, non si può stare dello panarasso. Sarà un casciolo e afferravo due sacchetetti, la madre ci disse duri, non mi dare spaventi, madre rispositore levati, perché senza pane non si può stare e si partiva di nuovo a svelto passo per ritornare in dal luogo stesso un immassaro con lo coddo grasso. C'è via frumenta e lui veniva spesso, lo sa che te già se ne accattavo e verso la sua casa lo portavo. Quando ha visto i carabinieri e disse stavolta la vita mi faccio lavare, no frumento, ma quando a quarto mulino arrivavo una battuglia in servizio lo scoprivo e lo frumento ce lo sequestravo senza catore botte di ricevo. C'è via lo sangue all'occhio ancora l'era e della tasca la pistola tira. Da un attimo di poi pigliavo la mira e ad un carabiniere in petto spara, pe, cade da terra chiddo, come pera. E l'alma di lo corpo si sprepara, ma tu venne pure do ferito e se vuoi riforgiato dentro un cannito. Da si impasciava lo fianco colpito con sicci di camisa insanguinato. Si allontanavo strisciando di dosito verso il locale assai che ho riparato, aspettando la notte fredda e scura mentre un dolore acuto lo tortura. Ma da sto mentre passa un compagno, su mise a pecoreddo e attraversando paesi di notte tempo arrivano a casa. La madre come vista a turi un grido, figlio, che malo destino che vi sta a passare. Madre ci disse tu non gridare forti perché ammazzai un povero carabiniere maledetta la guerra. Come ora mi ricercano e quando prima vengono in casa bisogna che reparto un compagno se lo impuni e con premura a casa lo portavo cuciate fuori a padre e madre conta l'avventura. La braccia a parte sanguinante ancora verso la macchia, verso la montagna, che per 7 anni fu la sua compagnia. Lo cuore ci abbatteva di continuo, che di la casa stava lontano e c'erano stage sera e mattino dentro lo pettetore Giuliano e una nottata che disi chiundisi della montagna scesa lo paese. Quando li vedi in la casa misi, lo cuore si allarga a mangiare cose e di notte poi durante un mese
allo spessa la casa si ricosi, ma l'odore da cabeza lava, rasterlamento sopra t'ordinava. O padre Cessadore, senti che c'è fuori, stanotte ti vogliono acchiappare, lascia di mangiare, piccati dentro al buco e ci mettiamo l'armadio davanti, ma l'autorità che stava e che avvicinava e Montelebre presto circonnava, per quanto non essere poteva, dure da notte in casa si trovava. E lo come scappare non sapeva, ma sapati rifugio ci cercavo, s'amore e amore da se uomo ciao. In vano la pattuglia lo cercavo, in vano tutta la casa percosevo, Tore Giuliano già non si trovavo, perché non c'era volontà di Dio, lo maresciallo arriva in sto stato, allo padre spiato tutto incazzato. Onne Torino, onne San Peccato, guardate presto, non vi state muto, non che ne venite ammanettato, senza speranza mi ci avete aiuto. Lo padre ci rispose, fosse pazzo, a mio figlio la spia non ce la faccio. Lo maresciallo l'afferrò con un braccio, badate dissi, che non ne posso, mi la pagate cara su mengazzo, ma non son porto su silenzio rozzo. Poi domandavo alla madre e ai parenti, ma sapere non botte proprio niente. Lo sottufficiale era furenti e tutti se ne stavano addestanti, vicino a Dio con cuore alle denti, manco a metro di spazio distanti. Ma lo rifugio suo era sicuro, perché scavato dentro dello muro c'era Don Ciccio Canale da puro, lo zio di Giuliano, un uomo altero, che con freschezza e con lo tono duro disse allo maresciallo, per davvero, o si è convinto che in questo locale c'è mia nipote dure tale e quale. Certo, Don Ciccio, che è naturali, e case cure e nessuno non vuole, sogno ben informato e niente vale a pezzare lo tempo e le parole. Se c'era sotto lo cercasse allora, ma chi è sopra la montagna scura? Lo mare saludicchio sa calore, per lo silenzio che continua ancora, e allo pace di tore con premura, lo fa restare sì, lo porta fuori, lo bandito che sta tale scena, vuole sparare ma poi si frena. Torino disse una sparo, ma come un sciopero ci posso pagare? D'odio la sua mente s'avvelena e della casa presto s'allontana. Chi non ti raggia è pigliato di pena, ma nudo lo sa cuore e ce lo sana. Un giorno scesa a Montelebre apposta per dare una terribile risposta. A due carabinieri già s'accosta, cammo è tranquillo poi è commossa l'esta, senza pensare che giocazze costa. Ci spara tutte due preciso in destra. Morero ledo giovane in velege, e a cussettore la vennetta fece. Che successe che fu ognuno dice, e aprì la porta ma poi chiude e tace, sapendo come ammazza l'inimici. Duri Giuliano e Dinzo che è capace, e tanto fu lo scandalo e lo temore,
canuto parracchiasso di sfavore. Ma non solo questo, di giorno a giorno Giuliano vedeva aumentare il personale dentro la sua caverna come un ente fossi, intanto l'individuo peggiori, gente scappata dentro le galere, sbandate della guerra e dei settori. La gente passò con contrabbandieri, appassionati di Turi Giuliano, a flotta versa di se ne vanno. Capoluri canus nessurano, capaci intelligente e malandrino, e si forma una banda a mano, guidata di due capi senza freno, e per tant'anni di lo comando, facendo tante vittime e lottando. S'avvicinava lo Santo Natale e a Toro in casa a passarlo lo vuole, perché credeva giusto e naturale della famiglia virili console, come con era ancora un cittadino senza d'ingodo malo destino. Lo cuore ce l'aveva ancora chino della docizia d'un tempo lontano, quando l'amore savia vicino, l'amore spenserato e giucolano, e ripeteva l'occhio luminosi di Mariannina sola, occhio adorosi. Se ricordavo quando i chiuccarusi, nonno l'avvicinavo tremando quasi e ci disse parole affettuose. Dati l'amore fuori prima e base, e di da rossa impacci a fronte sedra, la mano c'è già scappava la bedra. Pure in tanta notte di Natale, pare che l'aveva davanti all'occhio Morenina, che ci stringeva la mano come la prima volta che si piccinuzziti. In cuore si sentia tanti cutedda, a dei ricordi che venivano a fudda, per disturbare le sue cervelle e farci sedare la merudda. Cosa pensavo se in casa mia posso trovare la bella Maria? E fabbricava con la fantasia l'incontro fatto d'affetto e di gioia, l'incontro più amoroso che ci sia, senza pensare allo destino boia, che lo teneva ambinto alla galera per le delitti che ho fatto a schera. Ma pittorino scando non ce n'era, non conosceva non so che la paura, e deciso lo modo e la maniera di ir a monte lepra a tarda ora, alla vigilia di Natale appunto, per godersi la festa appena giunta. Però non rinescivo tutto lo conto, per quanto fosse attivo e stasse attento, perché la polizia in por mi aveva assunto, e di duro sapeva lo sentimento, sapeva l'amore che non c'aveva un petto, e per la casa so tutto l'affetto. Lo colonnello disse che l'aspetto, per Natale scino lo pezziotto, ne sogno sicurezza me scommetto, che me lo mangio meglio d'un biscotto, tu ride fatte dentro le montagne, scendi un paese insieme alle compagne, e allora s'abbruciarono le castagne, perché la polizia ci mise impegni, e fu una notte d'arresto e di Spagna, di scaramulci, di scoltrizzi e ingegni, non possono scappare le briganti, che vengono arrestate tutte quante.
Scappavo solo Giuliano andando standi, che fu più fortunato veramente, ma fu pigliato un urire gigante che lo socorre sconvolgì un tenente. Ci passi un'ingiustizia madornale, doncheto dalla notte di Natale, e peggio di Lucifero infernali, vennetta pensa la vennetta vuole, scappa e s'apposta, a taglio lo stradale. Armato di lomette e due pistole, aspettano l'amici prigionieri, accompagnati dei carabinieri. Già precettata via andò pensieri, all'autocarro subito sparare, con la speranza che le cartucciere potesse prestamente sbarazzare e liberare da questi sparanno le sue compagne che attaccate stanno. Sparavo dei fatti e fece sangue e danno. Un carabiniere cascava un murabondo, non si figurava tale inganno, non credia sta sorpresa tonno, ma la sorpresa durava poco poco e scatena un bitto e duro poco. E che successi? I carabinieri sparavano, Giuliano sparava ancora, suonava la campagna andando loco, la moschetteria faceva l'eco, poco annotore fece lo sasfoco. Smettiu la lotta e a chiana pote sbego, solo soletto la montagna cara, che con le sue caverne lo ripara. Era contento di spara perché le sue compagne in che dura sapevano che Ture si prepara per liberarle dalla sua cattura e non erano affatto abbandonati essendo Giuliano libertati. Difatti pochi giorni sono passati di Natali e già li pezzuti ci arrivano di gente calzarati per serrare le sbarre mote e prima che sboravo la settimana libero ognuno alla montagna chiana. Tu cazzo se ne scende caro lenzola e foro a libertà e con la libertà costavo più gana d'ogni bandito e tu più fortuna perché della ricchezza paesana poco ce ne lasciavo ad ogni persona. Quest'ussione, recatti e rapini denaro ne insaccava senza fini, aveva le casce forti e bellichini, le ricche della guerra, i baroni e tanti benestanti cittadini. Paro spogliate delle milioni, mentre Toretto palo generoso, con lo popolo asce bisognoso. Dava denaro con lo pugno chiuso, acconcontrava debole e indifeso. Dava l'aiuto sacco fermo puso, a difendendo lo debole offeso. E con giustizia Dio addomannava, giustizia a mondo so sommerssava. La fama socchio stava e chiocchianava, la stampa di Giuliano già scriveva. E Dio a tale scritto si pregava, perché nome importante si credeva, specie quando leggevo una rivista che era cercato delle giornalista. Ma mentre tanta gloria conquista, non dorme la giustizia, non può sosta. E a Giuliano non perde di vista la sottività cara ci costa, perciò stende una rete di spionaggio attorno a Dio in lo suo passaggio. Ma tu sempre a letta, a te assaggio. Senti che attorno a Dio c'è un maneggio, e lo sospetto bene adagio, dentro lo cuore sa fare un passeggio. Sentendo l'aria che c'è tremendo ed apro l'occhio e chiudo sta attento. C'è
era nella sua banda ad un momento un picciottello appena giunto che dichiarava di essere contento di fare l'obbrigante giusto appunto e fu propriamente sopra Tidro che lo sospetto cascavo di Turiddo lo fece susbigliare mentre Idro credeva lo guardasse proprio nudo ma siccome era ancora piccerino correndo ci seccava lo pedicurdo che una nottata tu dissi a te me ne accorgiuto che mi fai la spia. No, non è vero. Vergine Maria. Non sogno già a ridore e manco poi. E io ti dico sì, meglio per te. Se nato figlio gioia ditti si lo sai le do preghiere raccomandi da Dio delle sincere. Giuliano sulle stande tirava la pistola e il picciottello gridava nato, non mi ammazzare, ma Giuliano non ti se non pietà e lui regolava a mereri verso il muro, pieno di furore, non mi ammazzare, tu non so veri. Lì da sospetti parola nude, ma Giuliano ya du picciotto morto stenne chiao ma sopra del tuo corpo ce l'assao voglio di carta scritta e se ne io andando poi là a pese segnao quattro parole gatto date rio Giuliana così in ogni momento li spipunisse d'ogni tradimento. Alla violenza bruta e sanguinosa Giuliano voleva qualche impresa di una bontà gentile e generosa dalla sua fama fino in cielo e si parlava andare con caloro dello so cuore buono tutto a coro da dure con granizia e con decoro aiutava le povere davvero e le trattava come frate e soro mentre era con le ricche tanto ferro e sparteva denaro in quantitati ad orfani e di vedo e malati una vitenente mi mangiati e c'è con assai cose esclusiti a dirci ce la va in socco bramati e ve le porta a voi che fama viti dici a Giuliano che beneficava e denaro e mangiare ci portava e come un giustiziere praticava di giudice e carnefici faceva o delle poverette approfittava la sua condanna sicura l'aveva e la giustizia sopra il primo prova un giochiere chiamato Terranova Esso c'aveva frumento pasta d'ova e con l'usura a credito venneva, azzeccando così pungente chiava alle creanti poveri che aveva e guadagnando lo 1.000% quando venneva un chilo di frumento. Quando sappe sto fatto un tal momento, Turi Giuliano ci fece lo conto, lo stesso nao, beazza senza stendo. E la sentenza c'è leggiato punto. Dopo che una preghiera recitavo,
lo samita lo giustiziavo. A un certo nato critica rubavo una vacca un poveretto e se ne io da cenno Giuliano mi mannavo. A corpa di pistola lo finivo e a taglio lo cadavere dei cretti lasciavo 4 parole chiare scritte, 4 sole parole scritte ma significativo assai di fatte. Giuliano non roba mai l'afflitti, però le ricche sì quando ci ammatti. E cosa più leggevo dal biglietto, pensavo che lo safari era corretto. Ma lasciamo l'altro da vacca e pigliamo l'ufficiale postale di Montelepi. Va aver avuto spesso il difetto di ingannare le gente un gutto, sto tale turabate poco retto viene ammazzato come un farabutto. Dure Giuliano ci fece la festa con un corpo di pistola dalla testa e chi su fece una fine funesta che essendo ufficiale della posta s'approfittava con una mossa lestra. Sopra certi denari mi senzostra e mannati di gente paesani, emigrati in da terra assai lontani. Per questo motivo tu non ammazzavo dentro l'ufficio stesso. Giuliano era un giustiziere, ma allo stesso tempo un cuore generoso. Ogni giorno che guardava avanti ai cani, con lo so cannocchiali visti infini, due piccerini figli di verdane che piangevano forte le meschini. Duri Giuliano si ci avvicinava e conto di due canto domandavo. Un brigante le soldi ne ha rubato, una delle caruse rispondeva, le soldi che mia madre ne affidavo, per accattare la spesa, santo Dio. Erano 4.000 ruttelini e non potevo alla potia chiuggire. Tore si commovevo sentendo dire che le caruse avevano a tornare senza la spesa e con dispiacere paviti ci ha rubato le denari. Peccavo la mano dalla sua sacchetta e ci desse i denari in tutta fretta. Tornate a vostra madre che vi aspetta. Ite tranquilli per la strada tutta. Che guai a come fa corchetta chetta. Alla pistola mia le mendo sotto che lì tu piccirite se ne ero sorridente e felice per davvero. Avete visto che era Giuliano? Vunno era chiesto il brigante ferro che tremare faceva un po' di separo con le superbe spietato e severo. Generoso coccò in avia denaro, ma fu magari un ladro gentile uomo. Per qua costava che fa, ma lo so nomo. La che sa se fote plate meno, recate terre di gioelle grano, cagnoni in casa sonente di meno, davanti ci sponda autore Giuliano. Questo dopo eleganza veramente, ecco l'aspetta allegre e risolente. E si vicini in chino lestamente, vasanni c'è la mano non da distante, come si stila tra nobile gente. Quando la masiccia sta davanti, ossia tu chissà ma va a perdonare, se domani come fece annunciare.
Ed allora mi voglio presentare, sogno Giuliano e ce lo voglio dire. Oh, caro amico mio, lo to parlare, mi fate avere un immenso piacere. Tuo padre come sta, lo generale, do gran simpaticuni e geniale. Ma no, do chissà, non sogno totali, amico che ci paro, e me ne tole, io sogno lo brigante, tale e quale. Cada cosa lo mio destino vuole. Dottore Giuliano, non di solo bandito, cercato della legge in ogni sito. Ma non scherzare giovane ho tardito, non grido un sacco di giarri saluto, dico la verità e la completo. Dicennici perché sogno venuto, venne paviri ligio e alle tutti, se non male soffrire bene brutti. La duchessa sbattiva l'occhio chiunguti e a bianca diventavo come lo fatti. Di porre sposi con parole rutti, le mie gioielle non ce l'hai di fatti. Sono a Palermo dalla calciaporti, allo sicuro d'ogni brutta sorti. Mi risulta però, e lo dico forti, che le gioielle su un'altra parte, precisamente a rete di deporti, e chiusi dal locale fatto ad arti. Io invece vi ripeto, e vi assicuro che non sono da sta casa, vi lo giuro, e allora me ne vaio, e non mi curo, però l'avverto e ce lo dico chiaro, che le mie gente con lo cuore duro, di già le sono potesse arrobbare. E si vuol senza non moli più danno, me luna leggio e le ce le manno. La duchessa restavo tutta tremando, a do parlare da così tremendo, e sa regno di Turia lo comando. Mentre il cuore soia va piangendo, che lì sto per le collane a domandi, venero dalla tasca d'un brigante. C'era in Sicilia un grande movimento che più si sviluppava in ogni canto. Era guidato da uomini di intento, deciso a tutto e privi di ogni scanto. Per la Sicilia nostra separare un nuovo Stato libero formare. Però c'era bisogno da lottare, se indipendenza si voleva avere. Nascere l'ugna, fare s'ammazzare, con l'arma a mano soffrire e patire. E a tale scopo quindi si formava un esercito che Evi si chiamava. E Giuliano si entusiasmava, l'idea ci passa buona la cuglio, se la Sicilia libera pensavo cangia di certo lo destino mio, che ce la sarà una mina stia sicuro e lo passato si cancella puro, e di un arresto un personaggio oscuro, divento un pezzo forte per davvero, forse un ministro e la famiglia onoro, e non brigante che non vale un zero. Ritorno un uomo rispettato e onesto, libero senza macchia presto presto, pensando che suffice il manifesto, che lo fece affessare in ogni posto, che fu per tanti davvero funesto, di la maniera come fu composto, da Giuliano aprì un arrullamento per rimborsare lo sorreggimento. I gente leggevano un manifesto
che Giuliano ci dava 100.000 euro mesi a cui si arrollava andò sul reggimento. E soddisfatto fu e ne fu contento, che tanti e tanti ci dessero conto, rispusero l'appello a 100 per fare regno la Sicilia appunto, con entusiasmo, con coraggio e fidi, perché un bene futuro ognuno credi. E Giuliano da questi si vidi, capo supremo di dirigenti e godi, certo della vittoria e sorridi, sentendo che ci fanno tante lodi. Di colonnello veste la divisa e si dispone per da nuova ambisa. La lotta cominciava dura e decisa e sotto la bandiera giallo-rosa un brutto destino sopra tante pesa. Da la morte di ingoddo se ci possa, ma la fu la lotta è pure vano, lo sogno fatto di Torre Giuliano. Speddevo la battaglia mano a mano, a Monte Lampo c'è un corpo pieno, mobilitavo l'esercito isolano, cada così decise lo destino, e Giuliano sempre spetto d'anga, tagliavo la corda e sì la fece franca. Per lo primo di maggio festeggiare si riunero i lavoratori con pannere e con cande tutte pari, uomini e donne, vecchi e creatori. Da una chiana rocciosa solarina, che San Giuseppe era vicina. Ma verso le 10 di mattina, mentre cu canta cieco balla o suona, si sente scroscio di una sparatina. E bu man mano peggio delle trona, e si vestiro mo oriri di gente, da chianti in da dolore e da spavente. Che successe? Che potere si sente d'assaggi inaspettata e impressionante, non solo perché capesse niente, ma le ferite e morte sono tante. L'intera nazione si sdignava, e a Giuliano la colpa collava. Passavano le mesi e le settimane e tu più potente si reteni, si attacca a fuoco per giornate sani, ammazza, scappa e sempre in salvo bene. E dallo mondo sopra le giornali si legge lo sonnome tale quali lo chiamano briganti geniali, ed ogni donna che non uscire lo vuole per la bellezza mascola carnale che ti attribuirsi si soli, e per l'audace vita d'avventure, e per le battaglie sue e per i suoi amori. Un giorno giornalista di valori si parte dell'America a cammere per intervistare allo brigante d'ore. E dalla patria so tornare a re. Sì, come seppe fare, ed era stato di lubricanti venne ricevuto. E
e lo brigante non ti stesse muto, parlavo come fa un capo di Stato, a ciummi nella lista ci ha scruto e quello giornalista l'ha mannato, dicendoci come Iddo pretendeva che l'isola l'America si poneva, sterni tante domande ci faceva, supera le donne che tu ti amava, e lo brigante a tutto rispondeva, e della vita di Iddo ci parlava, infine ci disse amico, caccia in mano, Cristo non sogno per come mi fanno, tutto il mondo ste fatte se sano, e la curiosità c'ha più d'uno, di intervistare attore Giuliano che non aveva paura di nessuno, tra chi sti ciliaco su Maria, una giornalista che coraggia via, statale della Svezia si partia, per bene in Sicilia senza noia, cattorido che no, se volea. E lo incontravo con sincera gioia, picchi quando da là, occhi lo guardavo, sinceramente sì, ne innamoravo. Turido se ne innamoravo di da e sa portavo dentro la sua caverna e da cominciavo l'amore e tanti giorni insieme dimoravo con il bandito che la ricevevo insieme la Tiddo se fotografavo e la durava come fosse un dio. Toreddo la trattavo la sola specie e d'un buie ma da more ci fece. La lotta si guidava con furore tra Giuliana e lì carabinieri, attacchi e contrattacchi di dottori, rastillamento arresto e morte arreri, sempre guerrigli anzi guerra attorno, che faceva parlare mezzo mondo. Da 7 anni diversi ce ne sono, colonnello e questura lo comando, che lottano a Torino fino a un funno ma senza frutto perché niente fanno. Anzi Giuliano acquista quei elementi che lo fanno parire i più potenti. Sto riempiano strategicamente che l'azione sviluppava in due ponti a bello lampo e che precisamente dalla caserma che attaccavo di fronte allo scopo preciso da attrarre forza di polizia da massacrare. Come di fatti visto arrivare carabinieri in massa andatori, con autocarri armati tutte pare d'armi moderne di 100 colori, per dare aiuto a dei carabinieri in lotta con briganti tante ferie. Matura aveva fatto lo pensiero di una poco di chi di sterminari, aveva messo un dato cantoneri. Una grossa mina lesta per sparare, una mina che sparava una da ora, che d'un macello fece addirittura. Lo comando un Palermo si premura e a bello lampo va con Buccamara, ma tu ci prepara un'avventura che per fortuna non ci costa cara. Accetto pondole pigliao de mira, che buon mamma e mitragliate tira. Giuliano volia dentro da sera sbarazzare di tutto e con maniera l'ispettorato che macchina gira. Con le soldi recenti mi sa schera, ma la pensata non s'arrenessevo. La voce morte non lo sentivo. O tale imprese spissi e tanta audaci, Turi Giuliano la fama si fece, e lo governo non era capace di vincere a Torino e fare leggi, e lo governo assai preoccupato, lo colonnello Luca ci ha mannato, sto comandante è un uomo già tempato, un tipo per davvero risaluto, intelligente assai e preparato ad ogni lotta coraggioso e astuto, Carmonda lo sa fare e assai prudente, conoscendo Giuliano specialmente. Torino di tempi era forenti, perché la madre sonda che distanti accusava
sferzata di favoreggiamenti era in galera come una forfandi. E Giuliano non lo sopportava perché la madre so tanto stamava. E come un vero pazzo smaneava. La madre presto libera voleva e l'autorità perciò pressava per quanto prestamente la solveva. Dicendo sì, non ha liberati, faccio veniti li più spiatati. La rimisero un fatto a libertati e tu l'abbrazzavo, dicendo oh, te la accarezzavo e se la sei vasati. Dicendo mamma, le tue braccia sciolti, le mie m'attaccaro e adoro io cancio vita perché tu lo vuoi. E fatti rimuniuli gente soi e dissi di sta vita mi stoffai odio che attorno a mia ci sono gioi noi anda lutti più rovine e guai lo cuore me l'ha detta sti consigli per dare pace alle nostre famiglie e a diventare come le conigli spedderlo al tentato le battaglie e per scantare le male perigli per non avere più scante e travagli a Luca Sarrennero tanti attanti di terribilissimi briganti attorno a Turi si faceva canti quasi solo restava un mezzo di monte Luca aspettava lo proprio stante per dare cielo corpo dalla fronte e andalo mentre tutto preparava e quando dalle rete lo ettava lo campo armato d'un certo compare amico di Tori e traditori sapete lo brigante tutte pare le mosse e le progetti di che duri e sape pure che Giuliano già si trovava a Casteldovegiano che aspettava canario plano se lo portasse presto a Vologhino della Sicilia so tanto lontano per non cappare in malo destino e andando dalle braccia di un amante tu ripassava dall'ultimo istante. Manda sto mentre colonnello Luca, d'accordo con Gaspare Pesciotta, ci armava a trappola Giuliano. Luca predisponivo per lubricanti, un servizio tale che non ha confronti. Una specie di cinema ambulante che si spostava da tutte le punti, come per fare un film colossale di un soggetto moderno e geniale. Un furgoncino fatto tale e quale come l'arte Righetti e l'arte Voli, con macchina di presa e con fanale. Ma dentro chino di mi tre pistole e questo mezzo sei carabinieri travestiti d'artista tutti interi Giuliano parlava volentieri con lo compagno spiazzaritore non sospettano i mali pensieri lo tradimento di tu malfattore cacciavi a stata accanto in ogni lotta che era l'amico Gaspare Pesciotta Gaspare ci preparava un bello pranzo a Giuliano che come tu rispedivo di mangiare sentisse che la sonno e suo accurcavo Gaspare la sua morte già complotta e cerca per ammazzarlo l'ora data mentre la polizia di tutto adotta sorveglia aspetta e con la spia contratta lo 5 luglio dell'anno 50 d'ammazzare a Torino Posavanda ma Luca una vittoria passa canta per chi non da stambrisa niente conta Pesciotta solo lo cuore s'ammanda per sto deletto che ne ha preso sconta dopo d'averlo bene all'oppiato a bruciapelo un sonno ci ha sparato
Pisciotto ammazzava Giuliano perché pretendeva libertà e milioni. Pisciotto a Turi se l'ha sbarazzato credendo di venire a sorvuto, invece dopo ne fu avvelenato dalla galera e ne ha cognuto. La sua speranza si vestiu di lutto e ne morevo con l'uomo asciutto. Ma Salvatore terminava tutto, la lomena restava del giovecciotto e è nato un bandalloco poco asciutto che chiudi l'uso corpo mentre scotto quando la carne tutta imbracidisce scheletro resta in cenere finisce la vera storia è chissà di Giuliano di dure belle fatta e canta strano